L'intervento del vescovo ha avuto come unico scopo l'attuazione delle prescrizioni ministeriali. Queste ultime affermano che l'iscrizione alla scuola dell'infanzia deve avvenire anche solo in presenza di copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'USL. In altre parole, il parroco, davanti al genitore che ha effettivamente presentato tale documento, era obbligato ad accogliere il bambino. Con queste righe, riportate all'interno di una nota ufficiale, la diocesi di Vittorio Veneto tenta di chiudere definitivamente la polemica scoppiata nelle scorse ore. Il tutto inizia alla scuola materna di Santa Giustina, quando il parroco Don Federico De Bianchi riceve da un papà copia del colloquio vaccinale presso la sua ULSS. Secondo Don Federico, però, questo non è sufficiente e non accetta il bimbo in classe. Il genitore a quel punto contatta direttamente il vescovo Monsignor Pizziolo, che una volta verificata la situazione fa rientrare il piccolo a scuola. Tutto finito? Non proprio, perché il parroco si sfoga su Facebook con un acceso post. «Ma che figure da pirla mi fate fare?» scrive Don Federico. «Prima mi dite non vengano accolti i bambini che non siano vaccinati, poi basta che abbiano una prenotazione vaccinale, poi è sufficiente che per marzo facciano il vaccino». Ora, a chiudere, si spera definitivamente la vicenda, arriva la nota della diocesi, che puntualizza di aver spiegato al parroco quale sia la corretta prassi da seguire.